Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Una bomba pronta a esplodere trovata nella cantina di un palazzo a Catania, nel quartiere San Cristoforo. L'ordigno sarebbe servito per l'assalto ad un bancomat. Bastava una scintilla per far saltare in aria l'intero stabile. Il presidente della regione Schifani visita Citrezza, Stazzo e Riposto e poi fa il punto alla prefettura di Catania. Ovunque scene di devastazione, la ricostruzione dovrà tenere conto dei cambiamenti climatici. Intanto il conto dei danni supera il miliardo. Da irresponsabili ricostruire negli stessi luoghi, il report di Legambiente che denuncia la cementificazione del 30% delle coste. Capo dello Stato Mattarella anche oggi in Sicilia al convegno Cefalù dedicato a un Mediterraneo mare di pace, in apertura la solidarietà ai paesi colpiti dal ciclone. Polemica sulla Fiera degli Uccelli, ospitata ai cantieri culturali Zisa di Palermo, a fare gli onori di casa il Barbagianni Arroll. Calcio, Palermo in campo oggi pomeriggio al Braglia contro il Modena. Inzaghi ha solo 2 dubbi di formazione. In Serie C il Catania domani gioca al Massimino con il Cosenza. Toscano dice vogliamo restare primi. Doppia trasferta campana per Siracusa e Trapani. Dunque stamattina il sopralluogo del presidente Schifani a Catania, nelle parti colpite dal ciclone Harry. Il conto dei danni continua ad aumentare, supera 1 miliardo, ce ne occuperemo tra poco, ma prima partiamo dalla cronaca con il ritrovamento di una bomba artigianale nella cantina di un palazzo a San Cristoforo a Catania. Sarebbe bastata una scintilla per far saltare in aria l'intero stabile. Sentiamo Desiree Ferlito. Un ordigno dalla portata micidiale che avrebbe potuto far saltare in aria l'intero stabile di San Cristoforo a Catania, dove era nascosto. Era contenuto all'interno di una struttura in ferro e destinato con ogni probabilità a far saltare un bancomat. A scoprirlo i poliziotti della squadra cinofili della questura di Catania, grazie al fiuto dei cani specializzati nella ricerca di esplosivi, che hanno individuato un covo in una cantina del palazzo dove erano nascosti, oltre all'ordigno, anche diversi strumenti e oggetti utilizzati per scardinare bancomat e porte. Il sistema di accensione elettrico, già collegato con un accenditore ad un cavo lungo quasi 10 metri, era pronto per essere attivato. Sarebbe bastato un semplice contatto dei cavi per azionarne l'esplosione. La bomba, pronta per mettere in atto un colpo ai danni di qualche istituto di credito o attività commerciale, avrebbe rappresentato un rischio concreto per la sicurezza dei cittadini e per la stabilità degli edifici, data la sua portata. L'area è stata delimitata e i poliziotti specializzati nel maneggio degli esplosivi hanno accertato la pericolosità dell'ordigno improvvisato mediante anche alcune radiografie per verificare la consistenza interna della bomba. Successivamente hanno eliminato l'innesco elettrico e subito dopo hanno avviato le procedure di trasferimento in un luogo sicuro per procedere alla distruzione. E adesso torniamo ad occuparci della devastazione lasciata dal passaggio del ciclone Harry. Oggi il presidente della regione Schifani è stato in visita ad Acitrezza, Stazzo e Riposto e poi a Catania, dove ha presieduto tra l'altro un vertice in prefettura. Intanto il conto dei danni continua ad aumentare e ha superato 1 miliardo. C'era per noi Tonino De Mana. Dal messinese al catanese sembra una via crucis sui luoghi della devastazione lasciata alle spalle dal ciclone Harry. Sembra quasi una processione in testa il presidente della regione Schifani, che in mattinata ha visitato Acitrezza, Stazzo e Riposto e martoriato il litorale acese con le case sventrate dalla furia del mare che ha distrutto ogni cosa. Muri, cancelli, ringhiere, massi lavici, blocchi di cemento sono stati scaraventati a metri e metri di distanza. Il mare è bello, però è pericoloso. Sì, si è dimostrato tale purtroppo, è cambiato il clima, è cambiato l'ecosistema, naturalmente occorrerà una pianificazione urbanistica diversa a tutela dei comuni che si affacciano sul mare. Per fortuna non vedo crolli, quindi vedo interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione che possono essere gestiti in tempi medi. A proposito di crolli, si teme il crollo del turismo? Questo è un grande pericolo, ho denunziato la preoccupazione ieri a Taormina non è più una spiaggia,
quindi il timore c'è, vedremo di studiare delle soluzioni alternative. Fuori programma del presidente della regione Schifani, che dopo i danni a Stazzo ha voluto toccare con mano la devastazione al porto di Riposto. Guardate questo enorme blocco lavico staccatosi dal muraglione e volato via come fosse un pezzo di carta. Pescherecci affondati, ribaltati e danni enormi al porto, e lievita la conta dei danni, come ribadisce il direttore della Protezione Civile Cocina. Sono arrivate ulteriori relazioni, ulteriori danni, sono arrivati i danni dall'agricoltura e dalla pesca, quindi già siamo abbondantemente sopra il miliardo di euro. Lunedì il Consiglio dei Ministri per dichiarare lo stato di calamità naturale. E poi il presidente Schifani ha raggiunto Catania, ha fatto un sopralluogo a lungomare che è stato pesantemente danneggiato dalla mareggiata, poi si è recato in prefettura dove ha presieduto un vertice per fare il punto sui danni insieme anche ai titolari degli stabilimenti balneari della Playa e della Scogliera devastati dal maltempo. Ha assicurato tempestività nei ristori e tra l'altro la realizzazione di un piano per mettere in protezione i centri abitati vicino alla costa. Ma mentre si pensa alla ricostruzione c'è chi punta il dito contro la cementificazione selvaggia. Legambiente avverte da irresponsabili ricostruire negli stessi posti. Giusy Lazzara. La crisi climatica, la crisi ambientale, gli effetti del passaggio del ciclone sulla Sicilia sono aggravati dalla fragilità dei territori dovuti a scelte urbanistiche devastanti e l'erosione costiera dopo anni di cementificazione selvaggia. Questo è il report di Legambiente Sicilia che dopo il disastro dei giorni scorsi chiede un cambio di passo. È del tutto paradossale, oltre che responsabile, pensare di continuare a ricostruire negli stessi posti che sono esposti fortemente agli eventi estremi, così come è responsabile pensare di aggirare i vincoli ambientali con nuove colate di cemento per rispondere appunto a questi eventi emergenziali. Si è costruito sulle spiagge e sulle coste rocciose, impermeabilizzando il suolo e distruggendo le difese naturali della costa. In Sicilia negli ultimi 40 anni l'avanzata del cemento legale e illegale ha sottratto quasi il 30% di suolo entro i 300 metri dalla linea di costa. C'è bisogno, aggiunge Legambiente, di pianificazione su dati scientifici e scenari climatici aggiornati. E un esempio di incuria delle coste arriva da Agrigento, dove nell'inerzia generale si sta sgretolando la falesia di Zingarello. Davide Sardo. La falesia di Zingarello continua a crollare, un arretramento costante che va avanti da anni, aggravato dall'assenza di interventi strutturali. A denunciare la situazione è Mare Amico Agrigento. Le immagini mostrano una falesia che si sgretola giorno dopo giorno, con nuovi crolli ritenuti imminenti. Un fenomeno di erosione mai realmente contrastato. La situazione ricorda che in passato erano stati stanziati fondi per studiare il dissesto della costa di Zingarello, risorse poi dirottate altrove e mai utilizzate. Quello che vediamo è colpa dell'abbandono, della mancata manutenzione e dell'erosione costiera. Presto la collina crollerà, come è crollata negli scorsi anni, anche durante la stagione estiva, facendo rischiare la vita ad alcuni bagnanti. Una criticità che si inserisce in un quadro più ampio di incuria delle coste, emerso con forza anche dopo il recente ciclone che ha messo a nudo tutta la fragilità del litorale agrigentino. E il capo dello Stato Mattarella è anche oggi in Sicilia, dove ha partecipato a Cefalù un convegno dedicato a un Mediterraneo mare di pace, in apertura alla solidarietà ai paesi colpiti dal ciclone. Orazio Longo. La Sicilia martoriata dall'uragano Harry accoglie il presidente Mattarella in un lungo applauso di solidarietà rivolto alle comunità colpite e danneggiate dalla violenza del ciclone nei giorni scorsi. Il capo dello Stato in visita a Cefalù, ospite in Duomo del convegno Mediterraneo Mare di Pace promosso dalla Fondazione Accademia Via Pulchritudinis in collaborazione con la diocesi e il comune. Trasformare le differenze in ricchezza, dicono i relatori in una conversazione tra storia, cristianesimo e arte, per rileggere il Mediterraneo tra passato, presente e futuro come spazio di incontro e di dialogo per costruire ponti di solidarietà e comprensione. Portiamo dentro di noi quanto ci è stato detto dalle relazioni e quanto ci è stato sollecitato per un tema di riflessione
anche per l'azione quotidiana a svolgere ciascuno nei suoi compiti e responsabilità. Ad accogliere il Presidente della Repubblica, in una cattedrale gremita in ogni posto, numerose autorità civili e militari, presenti anche l'Arcivescovo di Palermo, l'Orefice e il Vescovo di Cefalù, Marciante. I danni del maltempo, la ricostruzione e il balletto delle cifre e dei fondi che potranno essere utilizzati saranno al centro della puntata di oggi del Punto, condotto da Luca Ciliberti, che ci ha raggiunto in studio. Grazie Lorena, facciamo un po' un bilancio di quello che è stata questa settimana terribile per la Sicilia, o quantomeno per mezza Sicilia, che sta pagando pesantemente i danni del maltempo. Il balletto delle cifre, quanti sono questi fondi? Aumentano di giorno in giorno ovviamente perché le verifiche continuano, aumentano i danni, nei capitoli di spesa arrivano tante voci, quindi insomma cercheremo di fare un po' di ordine su questi capitoli di spesa, su queste voci e su questi danni. Lo faremo ovviamente con la parte politica, ma ci saranno tante testimonianze ovviamente dai territori più colpiti, tanti sindaci che rappresentano appunto tutti i cittadini, poi insomma la società civile, imprenditori che appunto raccontano le loro storie. Quindi tutto questo è un racconto della settimana del Punto, ascolteremo anche ovviamente anche le voci di ministri, del Presidente della Regione che ancora ora è a Catania per toccare con mano del Ministro Musumeci, il Ministro è stato lui qui, il capo della protezione civile, il capo nazionale della protezione civile, quindi insomma tante voci per mettere insieme tutto questo puzzle e avere un'idea, come dire, un quadro, una fotografia complessiva più ampia del maltempo del ciclone Harry in Sicilia. Grazie Luca, e Punto in onda dopo questo TG e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie, in particolare con la città di Siracusa che non si piega all'escalation di criminalità. Eccoci di nuovo in studio, torniamo ad occuparci dei danni provocati dal passaggio del ciclone Harry, perché possiamo vedere le immagini del sopralluogo del Presidente della Regione Schifani al lungomare di Catania, che è stato pesantemente danneggiato, e proprio qui Schifani ha detto: stiamo studiando provvedimenti immediati con fondi regionali per fare ripartire anche le attività imprenditoriali danneggiate. Schifani ha anche annunciato che lunedì mattina ha convocato una riunione di emergenza dei dipartimenti e degli assessori competenti per individuare procedure snelle per effettuare i lavori di ripristino dove si possono fare in tempi brevi. La Regione, ha aggiunto Schifani, vuole fare la sua parte nella velocizzazione delle autorizzazioni, non solo nel reperimento dunque delle risorse, ma nel rispetto della legalità. Dobbiamo velocemente riportare questi luoghi a come erano, perché producevano turismo, PIL e qualità della vita. Adesso andiamo a Siracusa, che non si piega e dice no all'escalation di criminalità. Ieri sera un corteo di cittadini, associazioni e commercianti. Francesco Aloi. All'escalation della criminalità Siracusa risponde così: il racket delle estorsioni non fa paura. Nelle ultime settimane diverse le intimidazioni ai commercianti, dalla periferia al centro, ma come si legge su questo striscione, Siracusa non si piega. Lunedì ci sarà un incontro col prefetto, con i rappresentanti delle forze di polizia, col procuratore e col commissario nazionale anti-racket, il prefetto Maria Grazia Nicolò. Faremo un punto sulla situazione. Ma se da un lato si scende in piazza, dall'altro c'è un problema di fondo. I commercianti che denunciano sono pochi. È chiaro che l'attività estorsiva ha due finalità: uno quello di fare soldi, l'altro è quello di dimostrare che controllano il territorio. C'è solo una medicina: reagire e denunciare. Perché come invogliare chi non denuncia a farlo? Chi non denuncia deve sapere che prima o poi sarà vittima. Come ha detto più volte Cracolici, a Siracusa le famiglie mafiose si sono infiltrate nell'economia sana, una città spesso definita tranquilla, che in realtà forse così non è. L'allarme sicurezza però riguarda un po' tutta la provincia, non solo intimidazioni ma anche furti con spaccata. Per questo si chiedono più controlli e telecamere. Non possiamo immaginare che ci sia un poliziotto e una telecamera per ogni, per ogni cittadino. Bisogna fare un lavoro che sia quello della sorveglianza da un lato, della vigilanza, ma anche un lavoro culturale che va fatto.
Nasce oggi Librino Up, il nuovo spazio per minori e giovani realizzato dal Comune di Catania all'interno di un edificio confiscato alla mafia e ristrutturato con i fondi del PNRR. Oggi l'inaugurazione con il sindaco Trantino, l'assessore a beni confiscati Lombardo, il presidente del Tribunale dei minori di Belle. Nuovi locali sono stati assegnati in concessione gratuita all'associazione Talitacum. Il progetto vuole diffondere la cultura della legalità attraverso il supporto educativo e tramite iniziative a scuola e laboratori per i più giovani. E veniamo adesso alla polemica sulla Fiera dei Volatili, ospitata ai cantieri culturali della Zisa, e la Fiera dei Polli ribattono i detrattori, ma noi andiamo a conoscere il Barbagianni Arroll che fa gli onori di casa. Marco Gullà. D'accordo che magari non gradisci la presenza del Signore, ma segnalarlo in maniera così netta mi pare maleducato. È stata etichettata polemicamente la Fiera dei Polli. Siamo ai cantieri culturali della Zisa a Palermo e in questo weekend va in scena la Fiera Avicola, una mostra di volatili di ogni specie che sta richiamando tantissimi visitatori. La scelta di utilizzare spazio zero per l'esposizione e la promozione di polli da allevamento a sentire il fronte dei contrari è incoerente con la missione dei cantieri della Zisa, luogo dedicato ad attività culturali e artistiche. Nel prendere le distanze dalla polemica sulla mostra, l'assessore alla cultura Giampiero Cannella ha detto che non c'è motivo di scandalo, ricordando come lo Spazio Zero abbia già ospitato eventi non strettamente legati alle arti performative o visive. Altri fronti politici sostengono invece che questo evento promuove il rispetto per gli animali e che sceglie di farlo coinvolgendo le scuole e i bambini. Noi proviamo a spegnere polemiche e spigolature, facendovi conoscere Harold, la mascotte dell'evento. Si chiama Harold ed è un barbagianni. È appartenente alla famiglia dei titoni, precisamente Tito Inter della specie. Nello specifico Harold è qui per rappresentare Oblivion, una realtà locale a tema Harry Potter. Ristorazione assieme a intrattenimento. Per l'appunto Harold è qui per questo. Saluta Harold. Credo sia un po' troppo entusiasta. Quantomeno non vi ha dato le spalle. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con la pagina sportiva perché il Palermo tra poco va in campo contro il Modena, mentre il Catania domani aspetta il Cosenza. Siamo al calcio, Palermo in campo oggi pomeriggio al Braglia contro il Modena, Inzaghi ha solo 2 dubbi di formazione. Marco Gullà. Una grande prestazione è quella che chiede Pippo Inzaghi al suo Palermo per la gara di oggi pomeriggio a Modena. Rosanero che sono in scia positiva da 8 partite, ma manca uno strappo importante in un campo insidioso come quello del Braglia. Inzaghi vuole una prestazione gagliarda per mandare un segnale forte al campionato. Il Palermo c'è e vuole correre per la promozione diretta. Penso che sia una partita che arriva, come ho detto alla squadra, che arriva al momento giusto, perché è una partita molto impegnativa, come tutte in Serie B. Reputo il Modena una grande squadra che fino a poco tempo fa era prima, che è stata sfortunata in alcune partite dove non ha vinto, per cui sarà un bel banco di prova, però noi dobbiamo dare continuità ai risultati. Inzaghi sembra orientato a confermare in larga parte l'11 che ha superato lo Spezia. Le scelte di base appaiono definite, con poche ma significative incognite ancora da sciogliere. I principali dubbi riguardano 2 ruoli chiave, il braccetto di destra nella linea difensiva e uno dei 2 posti sulla tre quarti. Beresischi è in vantaggio nel ballottaggio con Peda in difesa, Basic invece sulle Duaron sulla tre quarti, poi Palumbo e ovviamente poi Giampaolo confermati. Noi dobbiamo continuare, dobbiamo dare continuità di risultati, di prestazioni. Al di là di questi 8 risultati, quello che voglio vedere è la crescita di questa squadra. In queste 2 partite ho visto buone cose, cose dove dobbiamo migliorare chiaramente, per cui voglio che la squadra mantenga tutto quello che di buono sta facendo ora. Fischio d'inizio alle 17:15 al Braglia, circa 3.000 tifosi rosanero. Il Catania domani aspetta al Massimino il Cosenza, obiettivo restare in testa alla classifica. Marco Carli.
Il Catania pronto ad essere accolto al Massimino dopo la bella vittoria di Monopoli per conservare il primato, ma anche per i catanesi che hanno patito la furia di Henry. L'intero incasso della partita con il Cosenza, come ha comunicato Pelligra, sarà devoluto per aiutare a ricostruire dopo la devastazione lasciata dal ciclone. Vogliamo rivolgere un pensiero a tutte quelle persone che hanno subito la forza di queste mareggiate. Un gesto di cuore, lo stesso messo sul campo dalla squadra in Puglia per rimontare sul finale. Il 2-1 di Monopoli è un'iniezione di fiducia per il futuro. Il nostro obiettivo è sempre quello di rimanere in testa. Per quanto riguarda il mercato è chiuso. Ci avevamo posti degli obiettivi in determinati ruoli dove per infortuni o magari sotto l'aspetto numerico eravamo pochi, l'abbiamo raggiunti. Contro il Cosenza ci saranno tanti volti nuovi da osservare. Miceli soprattutto, che ritrova il rosso-azzurro dopo le giovanili. Carnielutti e Di Noia sono gli ultimi arrivati, ma già vogliosi di dare il contributo. Lunetta non è al meglio, si candidano Bruzzaniti ed Ausilio, ma anche Rolfini che entra nelle alternative lì davanti anche con Forte e Caturano. Da verificare le condizioni di Dini. Ci vogliamo prendere pochi rischi. Il ragazzo è voglioso di giocare, però poi dobbiamo fare una riunione con lo staff medico. Siamo sereni perché Klaus si è allenato sempre in modo straordinario ed è concentrato e sul pezzo per la partita. Catania-Cosenza sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino alle 14, commenti da studio, più di 3 ore live, fino alle interviste in anteprima a fine gara. Doppia trasferta campana per Siracusa e Trapani, sentiamo Sergio Colosi. Per il Siracusa, anche in condizioni normali, la trasferta di oggi a Benevento sarebbe chiusa dal pronostico, a maggior ragione in questa fase, con gli azzurri diturati dimezzati dalle cessioni. L'imprevedibilità però è un fattore a supporto di Candiano e compagni, anche se il Benevento formato casalingo insieme al Catania colleziona record e vittorie. Convocati 22 calciatori, compresi nei acquisti Pannitteri e Sbaffo, pronti ad esordire a gara in corso, formazione con Zanini dall'inizio e Contini in attacco. Con un bisogno assoluto di punti, il Trapani ha preparato la trasferta al Pinto di Caserta. Di Noia al Catania è l'ultimo tassello di un mosaico che continua a perdere pezzi nella totale incertezza sul futuro, complice il rinvio al 9 marzo della sentenza del Tribunale federale. La casertana si è staccata definitivamente dalla corsa alla promozione diretta in B, ma punta al miglior piazzamento possibile in chiave play-off. Le motivazioni rossoblù quindi sono forti davanti ad un Trapani che per motivi diversi e obiettivi opposti ha altrettanta necessità di muovere la sua classifica. Presi dall'Altamura il terzino Pasquale Ortisi, ex Messina, e dalla Vispesaro il centrocampista Cristian Nina, ma a preoccupare di più sono le prossime partenze con un Trapani sempre più debole e soprattutto con il presidente Antonini in rottura prolungata con tifosi, città e istituzioni. Al Pinto assente lo squalificato Marcolini, in attacco confermato Stauschuk. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al punto con Luca Ciliberti, grazie a tutti, un buon pomeriggio.